Università a San Gregorio nelle Alpi. Progetto Rete in Paraná. Degna conclusione del corso di formazione alberghiera. Il gruppo giovani ABM incontra il gruppo giovani ATM. Dal Cadore a Nairobi. Un incontro carico di storia, emozioni e speranze. Benvenuti all'edizione di aprile del TG Bellunesi nel mondo. Ci troviamo a Sospirolo. Iniziamo col primo articolo. Dopo l'addio a Feltre dell'Università Lulu e conseguente ridimensionamento del polo universitario, arriva direttamente dagli Stati Uniti una bella notizia che porta una nuova linfa ad alta formazione in provincia di Belluno. La Star John International University di New Hampshire, grazie a una convenzione con la Fondazione Lucia de Cons, porterà a San Gregorio nelle Alpi 3 corsi universitari, tra cui sostenibilità ambientale per insegnare lo sviluppo ecocompatibile, lingua e cultura italiana e intarso del legno. La scelta di San Gregorio è dovuta alle caratteristiche del luogo, situato alle pendici del Parco delle Dolomiti Bellunesi, patrimonio dell'UNESCO, che lo rendono un sito idoneo per studi di sostenibilità ambientale e valutazione dell'impatto dell'uomo sull'ecosistema. La presenza di questo centro di studi offrirà senza dubbio grandi possibilità alla comunità locale, sia turistico-ricettive che culturali, nonché di valorizzazione delle potenzialità della montagna. Il progetto Rete ha concluso la sua prima fase con il corso per 3 tecnici casari brasiliani tenutosi tra febbraio e marzo presso le latterie di Agordo e del Cansiglio. Organizzato dall'ABM e dall'Agenzia del Desenvolvimento del Sul do Paraná, è confinanziato dalla Regione del Veneto e dalla provincia di Belluno e aveva come obiettivo il miglioramento dei formaggi in questa regione e l'apertura dei nuovi mercati di interscambio. Questo primo piccolo passo ha suscitato interesse in molti produttori e soprattutto nell'Agenzia del Desenvolvimento diretta signor Celio Bonenti, che ha così presentato all'appena costituitosi gruppo economico-commerciale dell'ABM, diretto dal console Emilio Delle Mule, un progetto per la strutturazione di un consorzio di piccoli imprenditori agricoli. Entusiasti dell'esperienza anche i tecnici venuti in Italia, che a conclusione del corso hanno dichiarato: abbiamo tutto da imparare per poter raggiungere le qualità dei formaggi bellunesi e l'efficienza delle vostre latterie. Dobbiamo migliorarsi nell'igiene, tecnologia, controlli e organizzazione. L'11 e il 12 aprile 2 importanti manifestazioni hanno dato giusto rilievo alla conclusione del corso di formazione alberghiera organizzato dall'Associazione Bellunesi nel Mondo, in partenariato con il centro regionale ENAIP del Veneto con il contributo della Regione del Veneto, rivolto a 10 giovani di origine veneta residenti in Brasile. L'11, presso il centro ENAIP di Feltre, relazioni conclusive dell'iniziativa, consegna dei diplomi, interventi degli organizzatori e degli alunni, pranzo preparato dagli alunni. La sera del 12, presso il ristorante Il Palio, la cena di gala con la presenza delle autorità ha visto la realizzazione dell'originale iniziativa, la cucina bellunese nel mondo. Realizzata sempre da ABMN per Regione Veneto, con la presentazione e la degustazione di piatti bellunesi, così come si sono modificati all'estero, è stato così presentato quanto preparato dai cuochi bellunesi Claudio Bustadin, Silvano Cassol e Luigi Fagrazzi, che hanno dei ristoranti rispettivamente a Città del Messico, Bad Honingen, Germania e San Paolo, Brasile. Si è svolto a Treviso il 19 marzo l'incontro tra i giovani del gruppo ATM e ABM per organizzare il convegno Il ruolo delle associazioni nel contesto della mobilità giovanile. Il prossimo 29 maggio si svolgerà a Laggio di Cadore. Filippo, studente della Facoltà di Scienze Politiche, ha preso parte ad un progetto chiamato Mungunodgo, significa piccolo fratellino. Tale esperienza ha avuto una durata di 1 mese, durante il quale ha lavorato all'interno di un centro di recupero di bambini di strada. Ad Matahe, un piccolo centro, vengono raccolti dalle strade una ventina di bambini dai 6 ai 13 anni e accolti in questa casa famiglia dove vengono riabilitati a vivere una vita quotidiana. A Nairobi, Filippo ha potuto riscontrare un modus vivendi che si caratterizza in molta lentezza. Uomini che vivono senza fretta,
idee che si contrappongono distintamente dei valori occidentali. Mercoledì 6 aprile una comitiva di giovani studenti francesi discendenti di migranti italiani, da alcuni insegnanti e familiari, ha visitato la città di Belluno e l'associazione Bellunesi nel mondo. A dargli onori di casa la vicepresidente ABM Patrizia Burigo e il direttore Patrizio De Martin, che hanno illustrato la storia e lo scopo di questa associazione. La parola poi è passata alla signora Anna Maria, capogruppo ed interprete, e a Giuseppe Dalmolin, emigrante bellunese dell'est della Francia. Nutriti anche gli interventi del pubblico, dopo la visita alla città, il ritrovo presso la sala Muccin e al centro Giovanni XXIII, dove la professoressa della classe francese ha spiegato la motivazione di questo viaggio. Vi è stata poi la proiezione di 2 video dedicati all'emigrazione veneta e alle Dolomiti. Successivamente la comitiva ha donato all'ABM come ricordo una lampada utilizzata dai minatori, tutti emigrati veneti che dagli inizi del Novecento alla fine degli anni 60 andarono a lavorare nelle miniere presenti vicino a Grenoble. Pubblico interessato ed emozionato anche per l'audizione del gruppo con canti di musica popolare italiana, che ha fatto ritornare alla memoria di molti l'emigrazione di un tempo. I giovani appartenenti al liceo di avviamento professionale della città di miniera Lamour hanno concluso l'incontro con una lap dance applaudita da tutti. L'ITG Bellunesi nel mondo volge al termine e per qualsiasi informazione scriveteci a giovani@bellunesinelmondo.it o visitate il nostro sito www.bellunesinelmondo.it. Vi ricordo che potete trovarci nel nostro canale YouTube oppure su Telebelluno. Un saluto da Sospirolo e da Gabriele. Ciao! Mi chiamo Gabriela Boni, abito a Erechim e oggi ritorniamo al Brasile. Sono molto felice per questa opportunità e per tutto quello che io ho imparato in questo corso, che sarà di grande utilità quando ritorno al Brasile per fare lavoro e per tutte le amicizie che ho fatto qua e persone importanti. Grazie. Mi chiamo Marli Trentin Schirman, abito in Severiano de Almeida, nel sud del Brasile. Per me è stata una bella esperienza perché ho imparato tante cose di grande utilità per il mio lavoro. Ringrazio i bellunesi del mondo per questa opportunità. Ciao! Allora, mi chiamo Daniele, abito a São Paulo. Per me essere in Italia è bellissimo, Italia più bella. Sono stata contenta, ho imparato tante cose. Voglio ringraziare a tutti per questa opportunità e sono troppo felice di essere qua e di tornare in Brasile anche con tante esperienze. Grazie mille. Mi chiamo Tabata Zanichelli, abito a São Paulo. Per me sempre è stato un sogno conoscere l'Italia e questa è stata una bella opportunità. Grazie per tutti e a tutto. Ciao, arrivederci. Ciao, Giovanni Fabiano, sono a Padova, ho piaciuto tanto qua in Italia, per l'opportunità bellissima di venire qua, conoscere tanti posti, vedere come è la nostra città, come qua, e tutti i compagni, e l'Italia, mai visto roba compagna, tanto bellissima, mille grazie all'Associazione Bellunese del Mondo e a tutti gli altri. Un saluto, un istrucon, vieni a riscattarmi in Brasile. Mi chiamo William Tonello Menegatti, abito in Nova Padova e sono tantissimo contento per questa opportunità in mia vita. E ringrazio tutti tanti per questa opportunità. Il corso è stato troppo buono, il meglio viaggio della mia vita, per l'amor di Dio mai visto robe compagne. Grazie a tutti, arrivederci. Mi chiamo Francesca Galafassi, vengo di Farroupilha, Rio Grande do Sul. Ringrazio tutta l'associazione di Bellunesi per l'opportunità, un bello viaggio e ho imparato tante robe che adesso porto a Brasile. Grazie. Ciao, sono Muraro Nelisi, abito a Flores da Cunha. Voglio ringraziare l'Associazione Bellunesi del Mondo per questa opportunità che è stata veramente buonissima e certamente importante per la nostra formazione professionale. Grazie mille, arrivederci. Ciao, sono Luciana, abito in Serpino. Sono grata per l'Associazione Bellunesi del Mondo per imparare tante cose belle in Italia, anche la cucina, anche il lavoro, anche amici. Sono tanto felice. Grazie per tutti. Ciao.
Ciao, mi chiamo João Victor Dalmolin, abito a Silveira Martins, Rio Grande do Sul, Brasile. Sono contento di stare in Italia, di conoscere la terra dei miei antenati, di conoscere la casa dove mio trisnonno è partito, anche imparare la cucina e la tradizione veneta, e sono sicuro che il mio soggiorno in Italia rimarrà per sempre nel mio cuore. Arrivederci. Nós aqui rumo ao Brasil.